Il formaggio italiano, si sa, è fra i più conosciuti al mondo. E quando si parla dell'Asiago, anche oltreoceano fanno tanto di cappello. Accade però che in Cile sia in corso un tentativo di registrazione del nome Asiago per un formaggio che di Veneto, Vicentino, Altopianese non ha proprio nulla. Un altro attacco ai nostri prodotti locali, qualche settimana fa un attacco nei confronti del Prosecco, oggi stiamo parlando dell'Asiago. L'Asiago DOP è una filiera importantissima, stiamo parlando di più di 1300 allevamenti di bovini da latte, oltre 1 milione di forme di formaggio prodotto nelle province di Vicenza, Padova, Treviso e Trento, una filiera produttiva importantissima legata soprattutto ad un disciplinare, perché oggi avere un marchio di qualità, avere un marchio DOP significa avere un disciplinare rigido, quindi controlli serrati e la garanzia al consumatore di avere un prodotto di eccellenza. Il mondo del falso, che si basa sul successo e sull'appeal dei prodotti veneti e italiani nel mondo, minaccia l'export nostrano e molto spesso mancano azioni internazionali importanti per difendere il Made in Veneto.